Buonasera e ben ritrovati a Versus, la prima trasmissione interattiva del gruppo T-Vision, il che vuol dire che non dovete rimanere lì a guardare. Prendete in mano il vostro cellulare, inviateci messaggi di commento e aprite il vostro PC. Collegatevi al nostro sito new-tv.it e così potrete dire se le risposte dei nostri ospiti vi piacciono o non vi piacciono. Così farà anche il nostro pubblico fedelissimo in studio. Attraverso un iPhone voteranno la risposta che più gli è piaciuta. Daranno una I like a una delle risposte, a entrambe o a nessuna delle due. E quindi voi e loro deciderete chi sarà il vincitore di questa puntata. Una puntata dedicata, avete visto dal titolo, alle lingue regionali o dialetti. Come li vorremmo chiamare? Beh, vedremo. Intanto presentiamo i nostri ragazzi, alcuni ormai dei volti noti. Prego. Buonasera, sono Alice, sono PR in un'agenzia di comunicazione. Buonasera, sono Federica e sono una studentessa. Buonasera, sono Cinzia e faccio la copywriter. Buonasera, sono Maddalena e collaboro con l'Università di Venezia come ricercatrice in filosofia. Seconda fila. Buonasera, sono Tania, libero professionista e mi occupo di sicurezza per le aziende. Buonasera, sono Daniele e faccio l'autista. Buonasera, sono Francesco e sono un chimico. Buonasera, sono Alberto e sono un bancario. Benissimo, questo dunque è il nostro gruppo, loro ha il compito quindi di porre le domande. Allora, siamo in pieno svolgimento dei festeggiamenti per i 150 anni dell'Unità d'Italia, c'è stata grande polemica sulla festa nazionale del 17 marzo, ma arriviamo anche dalla settimana sanremese, durante la quale Benigni ha parlato dell'amor di patria, ha parlato della lingua italiana e in questo modo sembra aver anche un po' suscitato nuovamente un po' di amor di patria. E allora noi in tutto questo ci chiediamo come vanno collocate le lingue regionali, servono a unire o piuttosto a dividere? E poi appunto le lingue riconosciute per esempio dallo Stato italiano sono ben 12, tra queste il friulano, l'occitano e il franco-provenzale. Ed è proprio di ieri il progetto di legge dell'onorevole Massimo Bitonci tra le fila della Lega Nord per far inserire il veneto nella legge del 90 che tutela le lingue minoritarie, quindi il veneto come il friulano? Allora, prima di iniziare la trasmissione, per capire meglio di cosa vogliamo parlare, ecco la scheda iniziale. Sì, non mi sa niente insieme, ma cacchiata, voglio fare una catenella che tocca, vedo tu la mano tu. Se proprio sei convinta quel che si deve fare, allora mi son chi e devi domandare vorratticcia passu chi lui e vorratticcia passu chi lei? Che volesse pigliare pacchere scuzzatore. Se gli italiani fossero quelli di 150 anni fa, probabilmente comunicherebbero ancora così. Da allora abbiamo fatto un cammino molto importante e la RAI è sempre stata con noi. Nelle intenzioni doveva essere la scuola. Alla fine è stata la televisione ad unificare genti, lingue e tradizioni. L'Italia è l'unico paese al mondo dove è nata prima la cultura e poi la nazione. Non esiste nessun altro luogo al mondo. È una cosa impressionante. Ha tenuto insieme la lingua. E così l'italiano è diventato lingua condivisa da tutti, più o meno. Ma le differenze linguistiche rimangono forti in uno Stato giovane. Intellettuali, registi, artisti sono i primi a capirlo e a rappresentare queste differenze. E siamo anche qui per dimostrare che il sardo è una lingua e l'italiano un dialetto. Scusi, non comprendi il dialetto. Iari! Si pronti a combattere? Scusami, non si può rimanere un panetto prima? La politica al solito arriva dopo. Talvolta le nega, le sottovaluta, le riconduce ai retaggi di una civiltà povera e ignorante. Matilde! Cosa ti sei, però? Che sogno terribile! Avevo una pancia così! Ah, che semo! La paura della panza! Altre volte invece le cavalca, le forza a riemergere e ne crea di nuove o di dimenticate. Tra i cavalli di battaglia della Lega nei prossimi mesi c'è anche la difesa delle parlate locali. Così il dialetto diventa lingua regionale. Buonasera a tutti. E benvenuti a un metodo di telegenova. Bandiera delle tradizioni e delle radici locali. È l'assenza ormai quasi diffusa di una memoria storica che contribuisce alla sparizione del dialetto. Non è difendendo il dialetto in maniera mitizzante che si difende la memoria,
È difendendo la memoria che forse si dà ancora un senso anche alla parlata dialettale. Nel 150° anniversario dell'Unità d'Italia è giusto difendere i dialetti come lingue regionali o la lingua italiana è l'unica degna di questo nome? La difesa delle lingue regionali è semplicemente una battaglia culturale o è diventata arma politica? E quanto si sente davvero la necessità delle lingue regionali in un mondo globalizzato? L'italiano praticamente è una lingua soltanto letteraria per molti secoli, cioè fino praticamente a 10 o 20 anni fa. I tre grandi padri dell'italiano, cioè Dante, Petrarca e Boccaccio, si sono imposti al resto della popolazione italiana per ragioni di prestigio letterario. Ma vicino all'italiano poi ci sono anche i dialetti veri e propri. Certo che sono delle lingue potenziali che non sono arrivate al grado di lingua perché sono stati soppiantati dal prestigio letterario del fiorentino. Senta. Eccoci, allora il prestigio letterario che ha dato vita poi alla lingua italiana, ma vi voglio presentare dunque i nostri ospiti di questa sera. Davide Guiotto, lui, buonasera intanto. Buonasera a tutti. Presidente di Raise Venete, membro della Commissione regionale Lingua Veneta. Non è laureato in storia come magari si potrebbe pensare, ma in ingegneria informatica, giusto? Esatto, sono un appassionato di tutto quello che è Veneto. E se la difesa quindi di una lingua regionale può sembrare come una cosa del passato che riguarda le tradizioni, beh in realtà proprio per difenderla e divulgarla si usano anche i mezzi informatici, internet, siti dedicati e così via. Su Facebook si legge che lei è poi un fan della Catalogna e di Milizia Veneta, primo reggimento. Poi forse vedremo delle immagini. Uomini in abiti d'epoca, è un Veneto di un tempo? Un tempo non molto remoto, perché i Veneti hanno più di 3500 anni di storia e soltanto con la Repubblica Veneta contiamo più di 1100 anni di Repubblica Veneta, appunto di Stato Veneto. La Milizia Veneta è un gruppo di celebrazioni storiche che porta nelle varie piazze del Veneto questa passione, questa storia che rivive nelle loro celebrazioni. Non fanno carnevale, non fanno semplici rievocazioni, fanno vere e proprie celebrazioni per far capire ai veneti che hanno una loro storia, una loro tradizione e anche un orgoglio da portare avanti per le generazioni future. E non è un po' strano per un ragazzo giovane come lei? A me piace guardare in avanti e pensare che il Veneto possa avere un futuro nuovo con un'identità nuova, riappropriata. Quindi mi sto battendo da anni con molti altri amici a livello associazionistico e non politico per far tornare i veneti un po' più coscienti che hanno una storia, un'identità e che questi sono valori che per il loro futuro potranno essere un vantaggio appunto per costruire un futuro, non tanto per guardare al passato come nostalgici, ma per costruire una società nuova. Nostalgia, qualcosa di più, un'evoluzione? È anche orgoglio, perché nel momento in cui uno studia fino in fondo la storia veneta, riscopre un passato, una cultura, un'identità gloriosa che hanno insegnato la storia per secoli a tutto il mondo. La Repubblica più lunga al mondo, la Repubblica Veneta. È chiaro che adesso i veneti, nel momento in cui, per programmi scolastici dove il Veneto viene censurato, per televisioni e mass media dove purtroppo la nostra cultura è negata, si sono un po' indeboliti culturalmente. E intanto qua appunto abbiamo visto la rievocazione storica. Ecco, parleremo comunque di dialetti, naturalmente non solo di Veneto, perdono forse lingue regionali, poi vedremo come dobbiamo chiamarle, insomma. Il versus di Davide Guiotto è Elena Donazzana, ben ritrovata. Grazie dell'invito. Assessore alle politiche dell'istruzione, formazione e lavoro della Regione Veneto. Promotrice, ho letto, della rete Identità e Libertà, che si collega un po' ai patrioti del nuovo millennio cosiddetti liberali, sociali, identitari, comunque anch'essi. Un gruppo che vorrebbe anche costruire una nuova classe dirigente. Ecco, come vede un po' questi uomini in costumi d'epoca lei? Ma a me piace molto l'identità, io la difendo, credo sia un elemento distintivo e soprattutto che crea dei legami. Credo anche che l'amore per le proprie radici, per la propria cultura, faccia di noi persone capaci di riconoscersi nei legami di appartenenza. L'appartenenza crea comunità e crea popolo. Poi probabilmente è su questo, no, che sul concetto di popolo, sul concetto di lingua, che io e Guiotto, che parla un ottimo italiano peraltro, ci distingueremo. Però il tema dell'identità è un tema fondante. Io credo che il versus vero sia identità versus globalizzazione, più che quale identità è la nostra identità, perché io mi sento tanto veneta quanto orgogliosamente italiana. Benissimo, allora andremo a vedere questa sera le lingue regionali. Sono appunto lingue o piuttosto dialetti? Ne parleremo quindi, cominceremo davvero a parlarne dopo la prima pausa pubblicitaria. A fra poco.
Lingue regionali sono diventate una questione un po' culturale politica? È stata fatta un'indagine. Per la maggior parte degli intervistati, il 57%, la lingua regionale è soprattutto un richiamo alle tradizioni, alla ricchezza culturale della regione. È anche un legame però col territorio, con le proprie radici, per il 48% degli intervistati. Per il 41% invece si tratta di un sinonimo di identità. Allora, siamo partiti prima un po' con l'attualità, la celebrazione dei 150 anni d'Italia. Allora, in tutto questo come si collocano i dialetti? Prima domanda allora di Daniele. Allora, prima domanda. Nell'anno dell'anniversario dell'Unità d'Italia, le discussioni intorno alle lingue minoritarie e la difesa delle lingue regionali è un modo per rafforzare l'idea che l'Unità d'Italia non si è mai compiuta realmente o perché è giusto condividere specificità per sentirsi più uniti? Assessore. Domandona perché io faccio fatica a comprendere come mai siamo l'unica nazione che si divide quando dovrebbe unirsi. Non credo che in altre parti, insomma prendendo gli Stati Uniti che hanno una storia molto più recente della nostra, pochissimi secoli a confronto dell'Italia, piuttosto che guardando oltre Alpe, la Francia o la stessa Spagna, la Germania, che hanno comunque avuto anche dei passaggi, dei percorsi molto più traumatici del nostro, hanno uno spirito nazionalista molto più forte. Io vorrei vederla come occasione di invece unità, sono più le ragioni che ci uniscono che quelle che ci dividono, anche parlando della lingua. Forse un momento anche già sprecato con questa polemica del 17 marzo. Beh, anche lì io non ho compreso le ragioni di una polemica che per me è sterile. Ci sono tante occasioni per dire che abbiamo buone ragioni per stare insieme. La lingua italiana, lingua peraltro, quando si parla di lingua si deve parlare di letteratura, è una lingua che nasce con San Francesco, il primo testo considerato italiano, di letteratura italiana, è il Cantico delle Creature, che ancora oggi, insomma, per chi frequenta la Chiesa, io di sicuro, si canta comprendendolo perfettamente, non ha bisogno di traduzione, non ha bisogno di essere innovato né rappresentato con un linguaggio più comprensibile ora, eppure era la fine del 1100, eravamo agli inizi del 200, ma per arrivare ai padri, considerati padri della letteratura come Dante piuttosto che Petrarca. Ma un'altra considerazione che mi viene da rappresentare qui per dire quanto unitaria sia l'elemento linguistico è che a torto noi si pensa che nasca nella Toscana del 200, quando la prima codificazione per farla diventare lingua e quindi rappresentandone tutta la letteratura è, guardate, nella scuola di Palermo di Federico II, Stupor Mundi. Da lì poi arrivò nella Toscana fino all'Università di Bologna. Quindi lei non è d'accordo con quello che abbiamo sentito dire da Pasolini? No, tutt'altro. Infatti Pasolini, che mi piace per certi aspetti, non mi piace per molti altri, io conoscevo le sue posizioni ovviamente legate alla sua appartenenza anche geografica. Pasolini è friulano e lì c'è una lingua veramente molto forte, codificata, che ha tutta una sua grammatica. L'assessore ha parlato bene di lingua e non di dialetto. Certo. Non ne faccio nemmeno una distinzione lessicale. Per me si deve riuscire a rappresentare l'italiano in tutta la sua grandezza e come elemento che ha unificato un popolo che peraltro ha un confine naturale molto evidente, non ci sono altre nazioni così compatte sotto certo aspetto, perché tutto il mare e le Alpi a nord danno di noi una dimensione unitaria molto forte. Per questo che faccio fatica a capire tutte le ragioni della divisione. E di queste polemiche. Davide Guiotto, allora l'unità non si è mai compiuta oppure tutte queste specificità ci fanno sentire più uniti? Un po' era questo, no, il sunto della domanda. Allora, secondo me dobbiamo partire un po' da un ragionamento più ampio. Dobbiamo capire innanzitutto chi sono stati i Veneti nella storia. I Veneti hanno una lingua da 2000 anni prima di Cristo. È una lingua che è il Veneto antico, che poi è stato la base per il Veneto moderno, che parliamo noi altri tutti i giorni. È una lingua che è stata lingua di Stato per secoli, è stata una lingua di commerci e della diplomazia. In tutta Europa si parlava la lingua veneta, non solo nei porti dove si commerciava, ma anche nelle corti. Gesè di Cartegi delle lettere tra la regina d'Inghilterra e lo zar di Russia che si scriveva in veneto fra di loro. Questo a dimostrare che non era soltanto la lingua del popolo, ma era un inglese ante litteram. Beh, probabilmente nelle altre regioni si scriveva nel dialetto regionale. Sì, no? Dobbiamo comunque individuare anche il ruolo di Venezia come centro, diciamo, capitale economica del mondo di allora, forse una delle principali comunque.
Dobbiamo anche dire che il veneto quindi è stata una lingua importante, una lingua che da quando esiste l'Unità d'Italia, ahimè, è una lingua ridotta a dialetto. Allora, qui dobbiamo aprire secondo me una grossa parentesi, un chiarimento. Qual è la differenza fra dialetto e lingua? Magari poi ne avremo anche modo di potremo parlare più approfonditamente. Quello che sta emergendo al giorno d'oggi è questa contraddizione. Il fatto che da 145 anni, perché il Veneto non fa parte dell'Italia da 150 anni ma da 145, l'Italia ancora tutt'oggi nega al Veneto l'importanza che ha avuto storicamente e che ha nell'uso quotidiano, perché il 70% dei veneti parla veneto, insomma è la nostra lingua madre. Sta emergendo finalmente un'identità dalla nostra gente, dal territorio, un recupero delle tradizioni, non solo linguistiche ma anche storiche e culturali, e la gente finalmente comincia a pretendere la valorizzazione di ciò che è nostro. Questo non è un discorso che deve andare per forza in contrapposizione, perché il nostro non è un discorso di un Veneto al posto di qualcos'altro. Pensiamo che però in una società sempre più aperta, in un mondo sempre più proiettato verso l'esterno, sia giusto che i veneti si riappropriino di un'identità forte, che è la loro, come sono forti le altre identità che si trovano in tutte le località del mondo, d'Europa e non solo, perché solo chi ha un'identità forte può confrontarsi positivamente con qualcun altro, può interagire. Chi è debole culturalmente è destinato a perdere. Allora ragazzi, prima votazione. Decidete qual è stata la risposta che più vi è piaciuta, introduciamo un po' anche la seconda domanda, parliamo anche un po' anche di televisione. In qualche modo la televisione ha unito l'Italia proprio attraverso l'insegnamento della lingua italiana, ma ricordiamo anche l'allora, se non sbaglio, ministro alle politiche dell'agricoltura Luca Zaia, che aveva parlato di fiction in dialetto, rivalutando appunto un po' questa nostra forma linguistica. Voi che ne pensate? Provate a dircelo anche con i messaggi. Allora, seconda domanda di Alberto. Prego. Sì, si dice che la televisione abbia unificato linguisticamente l'Italia, anche se per anni alcune parlate locali hanno fatto da padrone in TV. Basta pensare al napoletano e al romanesco. Mi sembra di ravvisare in questo una certa discriminazione. E se sì, perché alcune sono state maggiormente rappresentate e altre meno? Davide Guiotto, sicuramente lei ha da dire qualcosa su questo, in effetti agli albori della TV e del cinema, secondo me per ovvie ragioni si parlava più romano, no? Cinecittà dov'era? Ma è sempre questione di volontà, non c'è niente di ovvio, no? Sono tutte scelte che vengono fatte, a volte sono scelte calate dall'alto. È chiaro che, come disse a suo tempo, appunto dopo l'Unità d'Italia, Massimo D'Azeglio, nella famosa frase, fatta l'Italia bisognava fare gli italiani. Purtroppo, bisogna ammetterlo, quello che è stato fatto è stato abbassare culturalmente il livello di ogni singola comunità, quindi sminuire le identità locali, sminuire le storie locali, per imporre, tra virgolette, una storia unitaria per tutto lo Stato italiano. E questa è un po' la forzatura che è stata fatta e che purtroppo subiamo ancora al giorno d'oggi, perché i programmi scolastici sono uniformi in tutto il territorio e non ci è dato lo spazio adeguato per insegnare, per esempio, la storia veneta nelle scuole. 1100 anni ridotte in 5 righe. Stessa cosa vale per la lingua veneta. Io penso che non sia casuale, quindi... Ma allora, che ne so, la storia romana la dovrebbero studiare solo gli abitanti del Lazio? No, non dico questo. Dico che comunque tutte le storie, tutte le culture, tutte le lingue in questo caso, visto che è il tema della serata, hanno pari dignità e pari importanza. È chiaro che per un veneto forse è più utile conoscere la storia locale prima di altre storie. Con questo non voglio però fare giudizi o discriminazioni l'una dall'altra. Io penso comunque che un certo tipo di televisione, dove il Veneto, abbiamo visto prima nell'introduzione, era rappresentato non a caso dalla servetta o dal carabiniere poco intelligente, un po' tonto, un po' mona, non sia casuale, dove invece altre culture, altre identità sono state più valorizzate, più sostenute. Ancora al giorno d'oggi non ci si stupisce se si vede una festival della canzone napoletana, bellissimo, però ci si stupisce se qualcuno propone di fare un festival della canzone veneta, per esempio. Non ci si stupisce se si sente un'inflessione romanesca in televisione, che a me piace, come amo tutte le culture, però ci si stupisce, quasi ci viene da ridere, se sentiamo un veneto che parla in veneto in televisione, oppure che ha la cantilena veneta. Questo è vero. Questo perché? Lei sarà piaciuto Vandes Frost a Sanremo quest'anno? Sì. Diciamo che era una valorizzazione utile della sua identità. Elena Donazzanna.
Io credo che ci siamo rappresentati male un sacco di volte, per cui gran parte della responsabilità io credo sia nostra e lo sia ancora oggi. Rendiamo molto spesso la nostra stessa appartenenza un fatto di folklore e risultiamo anche antipatici nel momento in cui rivendichiamo in malo modo invece di essere orgogliosi di quello che la cultura veneta ha fatto per l'Italia. E voglio pensare a tutti i moti irredentisti, alla storia italiana che è nata qui. L'Italia nasce a Vittorio Veneto il 4 novembre 1918, l'italiano si inizia a parlare nelle trincee, l'italiano popolare, quello diffuso dai tanti dialetti. Ricordiamoci che i veneti come i friulani e i lombardi andarono a morire sul Carso e qui vennero napoletani, vennero laziali, vennero pugliesi, vennero piemontesi, molto spesso illetterati che venivano aiutati dai loro ufficiali a scrivere le lettere del cuore a casa e alla famiglia. E lì si iniziò a parlare un italiano molto semplice, molto partecipato. Ecco, io non credo che sia stato un elemento impositivo, io credo che sia nato anche dalla condivisione della sofferenza, che poi è quello che ci rende anche uniti e ci rende popolo. Certamente la televisione ha avuto un grandissimo compito, ma come tutti i media nella storia, dalla stampa e dalla diffusione della stampa, da dove appunto parte la letteratura, a quello che poi oggi è l'elemento dominante che è la televisione. Sul fatto che noi veneti ci andiamo poco e ci andiamo male, io mi arrabbio abbastanza quando sento andare dei veneti a parlare così in modo un po' raffazzonato di noi. Poco forbito. No, ma non è solo una questione di forma e di stile, sembra quasi che ci beiamo di essere una minoranza. Io non sono minoranza, io sono maggioranza in un paese quando parlo della mia cultura, della mia storia, quando parlo dei tanti elementi forti e costitutivi dell'identità italiana che sono qui ante 1861, voglio dire. Quindi alle volte ci rappresentiamo male. È anche vero che la televisione come il cinema sono un po' la fotografia del tempo, e quindi quando si rappresentava, e l'abbiamo visto in quello spezzone, un'Italia degli anni 60, ricordiamoci che qui noi purtroppo eravamo, come dire, in una povertà piuttosto forte, e che l'elemento poi che ha fatto di noi anche una sorta di miracolo del nord-est è stata la grande capacità di uscire da quella povertà. Bene ragazzi, allora votate anche la seconda domanda e intanto noi andiamo con un po' di pubblicità. Il dialetto lo si conosce o no? Quanto o come lo si usa? O la lingua italiana ha soppiantato i tanti dialetti regionali? Abbiamo fatto una serie di domande, allora ecco la nostra inchiesta web. Ciao, sono Claudia. Marica. Io sono Gabriele. Sono Claudia. Stefano. Sono originaria di Sassari, Sardegna. Vengo da Civitavecchia, in provincia di Roma, Puglia. Sono originario del Veneto, sono nato qui, cresciuto qui e per il momento vivo qui. Sono originario di Udine, nel Friuli Venezia Giulia. Sì, conosco abbastanza bene il mio dialetto, lo parlo e lo capisco perfettamente, soprattutto quando torno a casa e sono con gli amici. Lo conosco, lo so parlare. Conosco abbastanza bene il mio dialetto, mi capita spesso di parlarlo e lo capisco senza difficoltà. Lo conosco, lo parlo e lo capisco. Parlo la mia lingua, la parlo abbastanza bene. E anche all'interno della famiglia cerchiamo tutti di parlare in italiano, ma ovviamente non mancano battute e modi di dire in dialetto. In famiglia parliamo l'italiano e con i miei amici parliamo l'italiano, solo occasionalmente il dialetto per scherzare. In famiglia parlo in italiano a parte con i miei nonni per telefono. Li utilizziamo entrambi a seconda della situazione, mentre con gli amici mi capita più spesso di parlare in dialetto probabilmente. Secondo me è giusto valorizzare le lingue locali. Sì? È giusto valorizzare il friulano perché fa parte della nostra cultura ed è bello che le nuove generazioni possano proseguire e portare avanti la conoscenza di questa lingua. Fanno parte di una cultura che per forza di cose noi impariamo fino a quando siamo piccoli e ce la portiamo avanti, e sarebbe un peccato se venisse persa. Le lingue locali andrebbero sicuramente valorizzate perché sono fondamentali e sono una parte della nostra storia. Questo non significa che debbano essere insegnate a scuola. Ritengo che a scuola bisogna insegnare l'italiano. Penso che a scuola si debba insegnare bene almeno una lingua, cioè l'italiano. Secondo me sarebbe anche giusto insegnarla nelle scuole,
magari nelle scuole primarie. Non credo che le lingue locali, in generale i dialetti, dovrebbero essere insegnati nelle scuole, perché sono una cosa che si deve imparare al di fuori dell'ambiente scolastico. Una nonna piuttosto che uno zio sono i primi che ti insegnano i detti popolari della tua regione o comunque ad utilizzare il tuo dialetto regionale. Se avessi dei figli, sì, credo che gli insegnerei la lingua, magari non parlerei solo friulano con loro, però sarebbe bello, mi piacerebbe molto che lo sapessero parlare anche loro. Quando avrò dei figli cercherò di parlare il più possibile in italiano, ma anche in questo caso non mancheranno le solite battute che mi caratterizzano e che sono quindi nel mio dialetto, anche perché fanno parte di me e fanno uscire fuori anche un po' di più il carattere di una persona. Ai miei figli gli parlerò in italiano, ma gli insegnerò anche il dialetto, che penso sia un compito della famiglia trasmetterlo. In italiano tendenzialmente, però cercherei di insegnare un minimo di dialetto, almeno per quando sbrocca, così è più colorito nelle espressioni. Se avessi dei figli sicuramente gli insegnerei il dialetto veneto, più che insegnarglielo credo che lo imparerebbero da soli, sentendo me che lo utilizzo, sentendo la mia famiglia, i miei amici, quindi non credo che si tratterebbe di insegnarglielo, ma lo apprenderebbero da soli. In italiano riesco a esprimermi, spero, abbastanza bene, ma sento che anche col dialetto non vado male. Mi esprimo meglio in italiano. Mi esprimo, spero, bene in italiano, però quando sono molto arrabbiata tendo ad esprimermi in dialetto. Sento di esprimermi meglio quando parlo in friulano in certe situazioni, mentre in certe situazioni preferisco parlare in italiano, soprattutto se parlo con persone che non lo sanno ed è giusto che mi capiscano per la lingua. Credo che con il dialetto riesco ad esprimermi meglio perché riesco ad essere più efficace, riesco ad essere più diretto ed arrivare prima al succo del discorso. A pagare e morire è sempre il tempo. Se non c'è se non c'è non diciamo cenno. È ognuno vale con suo anni. Cordeve, capaiorvi, se scuro anche a mezzodì. Ma l'anima di mortacci tua. E questa dunque era la nostra web inchiesta. Avete sentito? Allora, ma i dialetti si insegnano o si imparano magari in famiglia? Allora andiamo avanti con le nostre domande. Tocca a Maddalena. Sì, innanzitutto grazie. Io propongo una riflessione che sposterà un po' l'attenzione dal problema lingua, dialetto e volevo appunto chiedervi una vostra opinione sul tema del linguaggio, lingua. Credo che siano gli eventi, le occasioni concrete di vita, gli incontri ad avere il potere della realtà. Cosa voglio dire? Il potere della realtà significa produrre pensiero, fare esperienza, aprire nuovi futuri, aprire nuove conoscenze. Quindi credo che ciò che capita nasce già con una lingua propria e mi sembra che non sia necessario forzare l'insegnamento del dialetto nelle scuole. Credo che le cose abbiano un loro corso naturale, non lo so. Perfetto, Assessore Donazzana, quindi la lingua nelle scuole, la lingua regionale nelle scuole, cosa dice? Muto una bella espressione di una mia collega che insegna a Ca' Foscari e che mi ha definito una volta il dialetto in un modo molto bello. Ha detto è il linguaggio degli affetti, cioè quella parlata, quelle espressioni, poi si è capito anche credo dai ragazzi che sono stati, che insomma ci hanno dato quel contributo. Il linguaggio degli affetti è qualcosa che è in continua evoluzione, in continuo mutamento, che trasmette l'affetto di un ambito familiare che poi quando si allarga ed è esteso diventa la propria comunità di appartenenza, no? Il proprio paese. Quante differenze ci sono tra dialetto e dialetto. Insomma, io abito a Pove del Grappa, c'è un certo tipo di parlata, pur nella mia stessa provincia, a pochi chilometri più a sud il dialetto è tutt'altro, ha più inflessioni veronesi piuttosto che padovane. E allora no, è bello questo, però lo stesso dialetto ha le sue evoluzioni velocissime. Mia nonna parlava in un modo, chiamava il cucchiaio scugliero,
Io lo chiamo cucciaro attualmente e in italiano lo chiamo cucchiaio e va da sé, però è una continua evoluzione, per questo che il linguaggio degli affetti a me è piaciuto moltissimo come espressione. Per quanto riguarda l'insegnamento o meno nelle scuole, devo dire che anche da assessore al lavoro faccio una riflessione ad alta voce a tutti voi. Oggi ai nostri ragazzi viene chiesto di sapere non solo l'italiano benissimo, e noi purtroppo lo parliamo non propriamente, ecco, nel modo più alto, più nobile. Noi dovremmo insegnare l'inglese oggi, dovrebbe esserci una padronanza della lingua capace di farci esprimere con il resto del mondo, perché oggi significa opportunità e occasioni, che non significa mettere in contrapposizione o abbandonare la lingua degli affetti, il linguaggio degli affetti. Certo. Davide Buiotto, secondo me ha una idea un po' diversa su questo. Abbastanza diversa. Allora, io non sono un disfattista e prendo le parole dell'UNESCO che non più tardi di 15 giorni fa, in occasione di un convegno internazionale sulla lingua veneta che si è tenuto a Venezia, presso la Biblioteca Marciana, ha lanciato l'allarme, quindi l'UNESCO come organismo culturale europeo, ha lanciato l'allarme che il veneto è una delle lingue minoritarie al mondo che entro a fine secolo è destinato a sparire completamente, se non si fa qualcosa. Allora, cos'è che qualcosa che si può fare? È sicuramente l'insegnamento, è sicuramente la trasmissione, è sicuramente la valorizzazione. Allora, al Veneto è stata tolta la dignità, perché se lo consideriamo come un dialetto, e continuiamo purtroppo anche in questa trasmissione, ahimè, a dire dialetto, almeno fino fino lo chiamiamo adesso, dialetto, secondo me, perché lingua in dialetto si chiama dialetto, no? Allora, da questo punto di vista posso anche essere d'accordo. Dall'altro punto di vista è innegabile che al termine dialetto sia associato psicologicamente un sentimento, un sentire negativo, comunque inferiore rispetto a un chiamarla lingua. Questo è innegabile. E qui c'è anche un risvolto poi politico del peso più o meno forte che a livello politico le si vuole dare a uno o si vuole togliere all'altro. Premesso tutto questo, appunto l'UNESCO lancia questo allarme. E c'è anche un altro allarme sociale che è partito dagli anni 70 in avanti, un allarme sociale che vede alle famiglie, alle nuove mamme, alle nuove generazioni, posto la lingua veneta, posta la propria tradizione e la propria cultura come un qualcosa di inferiore. Addirittura, io sono il caso emblematico perché l'ho vissuto in famiglia, addirittura i genitori più o meno inconsciamente credevano e credono ancora al giorno d'oggi, ahimè, che insegnare il veneto ai figli faccia del male a questi figli, cioè li faccia magari trovare peggio a scuola, li faccia andare male magari nelle materie che poi gli vengono insegnate nel corso della scuola, che è tutto il contrario di quello che invece, per esempio, scienziati in tutto il mondo sostengono. Piccola parentesi, un bambino che fin da piccolo impara più di una lingua, quindi è plurilingue, nella vita svilupperà delle aree del cervello che un monolingue non sviluppa mai, e sarà molto più agevolato sia come scambi mentali a livello proprio neuronale, sia a livello per imparare proprio praticamente nuove lingue e nuove esperienze comunicative nella vita negli anni successivi. Quindi l'esatto opposto di questo modello che, ahimè, comunque i nostri genitori, e purtroppo ancora succede, continuano un po' a percepire. Ma quindi secondo lei andrebbe insegnato? Allora, se vogliamo tenerlo vivo va per forza insegnato. Possiamo discutere sul metodo, possiamo cominciare a insegnarlo in maniera facoltativa. Oh, là, e apriamo una bellissima parentesi. E questo è il quello cuore. mio, quello di mia nonna, quello di Treviso, c'è una quello di grammatica, Vicenza. scusate. Allora, io voglio... Qui c'è una grammatica veneta in questo caso. Una delle tante grammatiche della lingua veneta, una grammatica fatta a Padova. Sì, delle diverse grammatiche. Se andate su linguaveneta.it, che è un sito regionale dedicato alla lingua veneta, ne trovate diverse, oltre a questa. Quello che voglio dire è questo, quale veneto insegnare? Non esiste lingua al mondo che è parlata in maniera uguale in tutto il suo territorio, a meno che non sia San Marino, che è 4... Insomma, con tutto rispetto, regole. Beh, l'italiano ha parlato a Bolzano e l'italiano ha parlato a Lampedusa, mi consenta che è leggermente diverso. Collega, se un errore di grammatica c'è, è leggermente diverso. Di grammatica. È leggermente diverso. Se un verbo non viene coniugato nel modo giusto. Devo finire il discorso. Quello che voglio dire è: il veneto è una lingua che si è trasmessa negli anni, che si è evoluta negli anni in maniera soprattutto orale, ed è tipico delle lingue orali di tutto il mondo specializzarsi zona per zona con delle cadenze, con delle sfumature. Però i linguisti, questa è una cosa che dobbiamo considerare, altrimenti cadremo sempre nell'errore che a Treviso si parla diversamente da Vicenza o dal paese all'altro, come purtroppo diceva l'assessore all'istruzione Donazzan prima. E il 90% e più, dicono gli studiosi, quindi i linguisti, della lingua veneta è uguale in tutto il territorio, perché tutti diciamo espressioni e costrutti grammaticali come sondrio far qualcosa.
Essere drio o far qualcosa è tipico, è una delle varie regole della lingua veneta. Questa era la prima lezione in televisione di Finisco dialetto soltanto, veneto. finisco Brevemente. una piccola cosa, finisco soltanto una piccola cosa, e l'esempio l'ha fatto l'assessore Donazza. Una volta si diceva sculiero, adesso si dice cucciaro, perché l'italiano, il Veneto si sta italianizzando. Questa è una debolezza incredibile che porterà il Veneto a sparire gradualmente, perché ogni anno perdiamo... Ciao, i mecimbri dell'altopiano, cosa che facciamo? Quella è un'altra lingua. Allora un po' di pubblicità, facciamo un po' di ordine qui dentro, ci rivediamo fra pochissimo. Eccoci di nuovo in studio. Allora, lingue regionali insegnate a scuola, abbiamo parlato di questo, ma proseguiamo subito con la domanda successiva e la volta di Tania. Sì, io volevo collegarmi a quello che diceva prima l'assessore, che sarebbe molto importante insegnare l'inglese nelle scuole. Io per lavoro sono tutti i giorni in aziende di varie tipologie e quello che mi rendo conto è che i lavoratori stranieri nel mondo della globalizzazione vengono nel Veneto a cercare lavoro e l'unico modo che hanno per comunicare è quello di imparare il veneto. Quindi io non parlerei più di un dialetto, ma parlerei eventualmente di una lingua fondamentale per lavorare, una lingua fondamentale che forse per primi i bambini stranieri dovrebbero ricevere come istruzione nelle scuole, oltre che trovo fondamentale che i miei figli un domani imparino il veneto, quindi la nostra cultura. Voi cosa ne pensate? Secondo voi questa lingua, questo dialetto, dopo decideremo come chiamarlo, è un momento, è un incontro oppure è un momento ancora di esclusione per la globalizzazione che stiamo vivendo in questo periodo? Davide Guiotto. Allora, paradossalmente, in un mondo sempre più globalizzato, Veneto compreso, la gente ha bisogno di riscoprire le proprie radici, la propria cultura, la propria identità. Avrei detto di imparare l'inglese. Sembra strano, ma lo vediamo tutti i giorni anche noi che navighiamo in internet, in siti più o meno di informazione. Capiamo che c'è l'esigenza di riscoprire le proprie tradizioni, la propria origine e magari anche cominciare a scrivere per le prime volte, proprio grazie a internet, che è lo strumento più globalizzante, nella propria lingua madre, nel Veneto nel nostro caso. E sono proliferati con internet siti dedicati alla lingua, alla cultura, alla storia veneta. E questo è molto indicativo. Come molto indicativo anche un sondaggio, una ricerca che è stata fatta dall'istituto dalla Fondazione Mazzotti di Treviso lo scorso anno, che su un campione di diverse centinaia di operai e extracomunitari che lavorano per questa fondazione, 3 su 4 chiedeva in maniera forte che il Veneto fosse inserito nei programmi scolastici come materia obbligatoria, perché per loro è la primissima, se non la prima, forma di integrazione. C'è una lingua che aiuta chi viene da fuori a integrarsi positivamente nel nostro territorio. Questo va contro a volte anche certi pregiudizi che ci sono sul Veneto, su chi vuole magari, come me, insomma, questa sera difendere la nostra identità. Non è detto che, e non deve essere che la nostra cultura aiuti a tirar su muri, a distinguerci e a separarci dal resto del mondo. Quello che dicevo all'inizio della trasmissione è importantissimo dal mio punto di vista. Noi con la nostra cultura dobbiamo guardare al di fuori, dobbiamo confrontarci. Ed è quello che ha fatto per secoli la Repubblica Serenissima. Una società come quella veneziana dove convivevano tantissime culture. Certo. Il giorno della battaglia di Lepanto i turchi convivevano, facevano commerci a Venezia, però c'erano delle regole, c'erano delle strutture, c'era un equilibrio. Ecco, secondo me dobbiamo ricostruire questo equilibrio portando poi il Veneto creando un po' più di attenzione, un po' più di valorizzazione e con questa cultura aprirci al mondo. Questo è veramente il modo ottimale secondo me per aprirci anche a chi viene da fuori. Quindi un Veneto che in questo caso apre ed accoglie. Assessore. Io mi sto occupando di integrazione nelle scuole, in particolare perché insomma, noi abbiamo una certa presenza di bambini extracomunitari con un'enorme difficoltà. Parlano italiano a scuola con fatica perché poi quando tornano in casa non è che parlano dialetto, parlano la lingua dell'origine, parlano la lingua degli affetti. Il dialetto, che insisto è questo tipo di linguaggio, sarebbe ancora una frammentazione ulteriore. Peraltro anche l'esempio che lei portava, è vero che nelle fabbriche, nelle aziende, in molti stranieri comunicano imparando il dialetto, peccato che poi non riescano a leggere un cartello in italiano. Lei si occupa di sicurezza sul lavoro, sa perfettamente che cosa intendo. Moltissimi degli incidenti sul lavoro sono legati anche a questa, una cattiva comunicazione, semplicemente comunicazione. Allora, traduciamo tutti i cartelli in dialetto? Perché no? Perché
Perché no? Perché esistono realtà nel mondo, perché anche per carità vicine, è anche anche quello, vicine. ma infatti è anche quello che qualcuno sta dicendo, allora mettiamo il dialetto, poi mettiamo l'arabo, poi mettiamo il rumeno, Adesso poi mettiamo... No, non dobbiamo generalizzare. E questa Cioè, è la in azienda proposta... vi ritrovate a tradurre le comunicazioni? Parlo per il mio, dice che deve essere comprensibile, quindi traduciamo in francese, in inglese o quel che E deve infatti essere. per me essere Sì. comprensibile significa che chi viene in Italia e in Veneto deve sapere, deve conoscere la lingua italiana, deve conoscere le Deve conoscere tradizioni, il Veneto. deve conoscere, Ma qui, cara deve Donazza, conoscere il le regole. il 70% dei veneti parla veneto qua. Il 70% di veneti parla veneto qua. Questa è la realtà della nostra regione in questo Allora caso. ragazzi, votate. Votate, intanto allora direi di fare un check, andiamo a vedere come sta andando comunque la votazione fino a questo momento. È un voto segreto però. Sta riprendendo. Allora, Elena Donazzan 18%, Davide Guiotto 82%. Davide Guiotto sta spopolando. Forza, forza, allora qui dobbiamo un po' rendere un po' più vivace la Come cosa. cambiare? No, non dobbiamo Ma qui cambiare. fa solidarietà femminile, non ok. preoccupare. Allora, voglio un testa a testa un po' più Sì. acceso. Bene, allora darei adesso spazio alla nostra storia. Abbiamo intervistato questa settimana Gualtiero Bertelli. Vediamo. Sono Gualtiero Bertelli, cantautore, ma cantastorie, Veneto. Nina, ti te ricordi? E Veneto non solo perché sono nato in Veneto, ma Veneto proprio anche come formazione culturale, come modo di proporre le mie cose, ma poi magari ne parliamo. Detto insieme a fare l'amore. 1963, ho incominciato nel 63-64, con Luisa Ronchini abbiamo formato il Canzoniere Popolare Veneto, collegato con il nuovo canzoniere italiano che in quel momento stava cominciando quella splendida avventura che è stata quella del nuovo canzoniere italiano. E mi che ero stanco. Le prime canzoni sono state del repertorio popolare, per così dire. Anzi, la prima è stata in italiano, la seconda in veneto, ai case minime. Quindi la ricerca sul mondo popolare e anche la composizione di nuove canzoni. Quando che se sposemo. Sai, tutto sommato Nina è un testo molto semplice, l'hanno sentito 1000 volte. Raccontando una storia veneziana, anzi della Giudecca, quello che succedeva sotto casa mia, non mi è venuto in mente di poterla raccontare in maniera diversa, perché io parlo e penso in Veneto da quando sono nato. Dico sempre che parlo discretamente l'italiano, ma penso, ragiono in Veneto. Francesco mi conosceva molto bene, anzi si è sempre dichiarato un mio grande apprezzatore. Quando poi ha deciso di fare questo disco con Giovanna Marini, Figlia del Vapore, recuperando lo stimolo della canzone popolare, Giovanna mi ha chiamato dicendo: c'è Francesco, stiamo facendo questo disco, vorremmo fare Nina. Che ne dice? Benissimo, sono ben contento. E così Nina è tornata dall'oblio. E ancora a vita se dura. Quando ho sentito il disco gli ho telefonato: ciao Francesco, sono Gualtiero. No, lo so che ho sbagliato, è anquo e non anquo. Vabbè, dico, figurati se mi metto a cantare io in romano, chissà che casino che faccio. Tanto sbagliare. Il mio estati d'animo, il mio essere uomo, persona, passa attraverso questa lingua, con la quale immagino le cose. E spero che rimanga, perché se si perdono i dialetti si perdono patrimoni preziosi. E tenendo conto che il dialetto è prevalentemente una lingua orale, se non si continua a parlarla, la perdiamo. È stato demonizzato il dialetto. Chi parla in dialetto non sa parlare in italiano. Non è vero. Chi parla in dialetto può anche far più fatica a tradurre tutto in italiano, tradurre nel senso di riportare nell'italiano, ma quando ci riporta una freschezza, una competenza, una profondità di linguaggio che altrimenti non ha. Se non abbiamo consapevolezza
della storia, di ciò che è stato, non sappiamo neanche bene dove va il futuro. C'è un popolo senza storia e un popolo senza futuro. Beh, interessante, un po' di tempo a questa parte sto recuperando, a proposito di storia, proprio pezzi di storia attraverso la canzone popolare. L'ultimo disco che ho fatto, un CD, che si chiama Il custode della miniera, sono 10 ballate di cantastorie, sono falsi d'autore. Nel senso che sembrano ballate di cantastorie, perché ho usato anche il linguaggio, la metrica, ogni ballata è diversa dall'altra. E anche il gruppo musicale è il gruppo musicale tipico della canzone del ballo popolare o della musica popolare, cioè chitarra, fisarmonica, contrabbasso e violino. È un omaggio ai primi mediatori culturali, interculturali, tra culture diverse dell'Italia unita. Sto parlando dei cantastorie dalla metà dell'Ottocento ad oggi. E questa prima parte dell'intervista a Gualtiero Bertelli ci dà l'occasione per aprire il dibattito. Allora, lingue regionali, dialetto o lingua? Alice. In Italia vengono riconosciute alcune lingue regionali come ad esempio il sardo e il friulano, altri invece vengono considerati semplici dialetti. Ma allora che differenza c'è tra la lingua e il dialetto e dove possiamo collocare il veneto? Assessore, cominci lei. Ma insomma c'è tutto il dibattito sul dialetto e la lingua, ma la lingua viene considerata tale quando vi è letteratura e su questo potremmo anche aggiungerci che una lingua è tale quando ha una sua codificazione. Il sardo è incomprensibile per chi sardo non è, il siciliano abbastanza, il friulano idem, il cimbro, come dicevo prima, ha la stessa cosa. Il veneto è assolutamente comprensibile. È un dialetto comprensibilissimo ai più, anche a coloro che veneti non sono, ed è per questo che è così facile anche da apprendere, anche per coloro che insomma poi vengono ed eleggono questo nostro territorio come loro terra, nuova terra di appartenenza. Però io credo che non ci debba essere una contrapposizione rispetto a questo. Perché il dialetto la musicalità dei dialetti italiani è qualcosa di straordinario. A me piace molto riconoscere le cadenze, riconoscere le inflessioni, sentire anche che in una stessa regione vi sono così diversi dialetti, non tanto in Veneto, anche se lo è, perché insomma il mio è diverso dal trevigiano, è diverso dal bellunese, con tutte quelle O, con tutta quella durezza, diverso dal veneziano, ma pensiamo a una regione come la Puglia dove la differenza tra il tarantino e il barese è veramente straordinaria. Io credo che in questo senso la musicalità, i racconti, i detti siano assolutamente efficaci per parlare di noi. Dopodiché però insomma l'italiano non è neanche, andrebbe banalizzato quasi a dire che va difesa come lingua. Pensiamo che Dante Alighieri, che è l'Istituto di conservazione della lingua italiana sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, ha riconosciuto l'italiano come terza lingua più studiata al mondo, eppure noi siamo solo 60 milioni di abitanti, abbiamo una terra che non ha l'estensione di qualche altra grande nazione, ma per dire qual è la potenza di questa straordinaria lingua, della sua letteratura, della sua storia. Benissimo, allora sentiremo la risposta del versus di Elena Donazzano, ovvero Davide Guiotto, dopo la pausa pubblicitaria. Eccoci di nuovo in studio, ci siamo lasciati sulla domanda qual è la differenza tra lingua e dialetto. Abbiamo sentito l'assessore Donazzan, adesso Davide, prego. Per un linguista, quindi per i massimi esperti di linguistica, non esiste differenza fra dialetto e lingua. E l'unica differenza che esiste fra le due è una differenza del peso più o meno politico, più o meno sociale, che si vuole dare a uno o si vuole togliere all'altro. Quindi di per sé non esiste nessunissima differenza, è soltanto un discorso più psicologico, è il nostro modo di rapportarsi all'una o all'altra che fa la differenza. È chiaro che nel nostro immaginario collettivo il dialetto è diventato una lingua di serie B, quasi un italiano parlato male nel nostro caso del Veneto. Un altro punto comunque fondamentale che dobbiamo in questo momento secondo me puntualizzare è che il Veneto è lingua anche perché dal 2007 esiste una legge regionale votata anche dal gruppo della qui presente assessore Donazzan in Consiglio regionale con tutti i voti a favore e nessun voto contrario, che ha riconosciuto ufficialmente il Veneto come lingua con la legge 8/2007. Quindi anche a livello legislativo il Veneto è una lingua. Purtroppo non lo si sa, purtroppo questa legge non è applicata abbastanza, ma c'è.
L'Italia ancora non riconosce il veneto come lingua. Prima abbiamo ricordato giustamente le 12 lingue già riconosciute, tra cui c'è anche il croato, il serbo, l'albanese, il catalano, perché in una piccola parte della Sardegna si parla anche catalano, la parte che guarda appunto la Catalogna. Purtroppo la lingua che è più parlata nella penisola italiana, al di là dell'italiano, la lingua locale più parlata nella penisola italiana è il veneto e non ha riconoscimento istituzionale da parte del Parlamento. Poi forse arriveremo anche a questo tema, comunque c'è stato anche di recente, in questi giorni, un'ennesima proposta di riconoscimento della lingua veneta a Roma che mi auguro finalmente troverà una trasversalità. Quella di Bitonci di cui si parlava all'inizio, ma ci torneremo. Trasversalità che ha trovato la lingua veneta in regione del Veneto. Il Veneto è lingua regionale. Bene, allora ragazzi, votate. E mentre votate, che dite? Andiamo a vederci la seconda parte dell'intervista a Gualtiero. Vediamo. Qui siamo nello studio Sonic di Mogliano, sopra c'è Giorgio che sta mixando e stiamo mixando l'ultimo spettacolo fatto con Gian Antonio Stella. Praticamente quasi tutte le opere di Gian Antonio le abbiamo trasferite in scena. Lorda ha fatto oltre 400 repliche, quindi, e continua a farle tra l'altro. Quello che sta girando in questo periodo, che si chiama Negri, Froci, Giudei e Company. Il tema centrale è il razzismo, cioè la paura dell'altro, la diffidenza verso l'altro. Si può fare anche si può fare anche così, però sembra infidato. Paure o dalle scuse più diverse, ma per esempio nella lingua ha un fortissimo elemento di resistenza. Senti come chi parla, chi ha neanche buoni del parlare, ovviamente gli altri pensano che anche tu non sei capace di parlare. Quando invece ciascuno è possessore della propria lingua e consapevole della propria lingua non è più un ostacolo, ma è un mezzo di una ragione in più per comunicare, perché ciascuno ha voglia di farti capire quanto è bello quello che sta per dire, è importante, almeno per lui. La mia storia mi copre dall'accusa di essere leghista. A parte che questa accusa me la sono sentita dire più di qualche volta, non so ben perché, ma evidentemente a qualcuno basta soltanto che uno canti in Veneto. Ma non me ne importa mica nulla, cioè voglio dire, la Lega non è il demonio, la Lega dice delle cose per me condivisibili e delle cose non condivisibili. Su barche de carta i sogni diventa potei. Per esempio, se si smette di produrre in dialetto si perde la capacità di usare un mezzo potente di espressione. Tenere viva questa cultura è cosa sacrosanta, ma dovrebbe essere una battaglia di tutti, non della Lega. Che poi si dica insegniamo il dialetto a scuola mi pare una roba che non sta in cielo in terra. Se la battaglia è per escludere insegnanti di altre regioni, no? È una di queste battaglie su cui, se è questa la ragione, o perlomeno una ragione surrettizia può essere questa, dico che io a Belluno non potrei mai insegnare il dialetto, perché un bellunese che parla stretto faccio fatica a capirlo anch'io. Ma neanche a Chioggia potrei farlo. Noi abbiamo una lingua povera, la arricchisce il dialetto, la capacità di trasferire, di integrare questa lingua povera ma nazionale importante, con le nostre suggestioni di lingue diverse, ci porta a una ricchezza linguistica, altrimenti va dispersa. Perché uno pensa al dialetto, vabbè, insomma, non ha parlato, no, dietro c'è storia, c'è vissuto, c'è una parte di ciò che ti ha costruito come sei, bene o male. Che ti respiri, l'aria che ti respiri. E questa era la seconda parte dell'intervista a Gualtiero Bertelli e ci dà l'occasione quindi di aprire un altro argomento, quella della contemporaneità. Ha senso oggi ancora parlare di dialetti? Prego, Cinzia. Buonasera. La puntata di questa sera ci dà la possibilità di mettere in relazione società e linguaggio.
in un momento come adesso il Veneto può essere considerato una realtà letteraria, visto che ha una propria produzione, una propria grammatica, una propria sintassi rispetto magari ad altri volgari. Se prendiamo però in considerazione la nascita e l'evoluzione di ogni lingua, la trasformazione di ogni lingua, è un indice un po' della vitalità del popolo, perché ne esprime il carattere, la ricchezza spirituale e culturale. Se prendiamo però ad esempio la storia letteraria italiana, se prendiamo la lingua di Manzoni, di Boccaccio, del Machiavelli, sono sempre in volgare italico, però sono estremamente diverse, perché un po' non tanto per una scelta stilistica quanto perché hanno la necessità di esprimersi chiaramente per i contemporanei. Quindi il Veneto rappresenta il modo di esprimersi dei contemporanei o è semplicemente uno dei sermones vulgares che rimangono insieme agli altri del Volgo rispetto a quello al sermo letterarius? Davide Guiotto, prego. Allora, la lingua veneta ha una tradizione letteraria lunghissima, perché si parte da prima del 1200 per poi passare a autori famosi dell'ultimo periodo della Serenissima, quindi Goldoni, Ruzzante, l'epoca del teatro veneto che ancora insegna nel mondo e quant'altro. Quindi è sbagliato pensare che il Veneto non abbia una tradizione letteraria, perché tante volte... Sì, sì. Goldoni e tutti quanti sono considerati letteratura, per Esatto. cui una lingua... L'importanza del Veneto, secondo me, è che anche al giorno d'oggi è specchio della nostra società. Cioè è la nostra anima che si esprime nel nostro modo di parlare, nel nostro modo di essere. Perché una lingua non è soltanto come il Veneto, non sono soltanto lettere messe una di seguito all'altra con una cantilena, ma sono proverbi, modi di pensare, modi di dire, espressioni che sono tipiche del nostro modo di essere. Noi ragioniamo in Veneto prima di parlare in Veneto, è così che succede. Dopo istantaneamente, magari come in questo caso adesso, traduciamo in un'altra lingua. Però è la prima nostra lingua madre. Io penso che il Veneto effettivamente, oltre ad avere una tradizione storica, è ancora importante perché è vivo adesso. E questa è la riflessione di questa sera. Vogliamo mantenerlo vivo come è stato fino adesso e passarlo come testimone alle generazioni future, senza negare importanza ad altro, perché non deve esserci scontro fra queste cose importantissime. Tutte le lingue del mondo sono un patrimonio dell'umanità. Vogliamo fermare questo patrimonio o vogliamo continuare a trasferirlo alle nuove generazioni? Io opto per la seconda. Assessore. Io condivido una parte di quello che dice Guiotto, cioè che non devono esserci contrapposizioni, perché c'è una dimensione di profonde radici familiari, di emozioni, di sensazioni che si vivono nell'ambito domestico e che hanno a che fare con delle espressioni che poi raccontano di noi anche con quelle caratteristiche che ci rendono veneti, no? Che siamo gente di sacrificio, lavoro, diretta, schietta. Alle volte veniamo chiamati i terroni del nord per il nostro modo di essere e in termini del tutto positivi, peraltro, per come la vedo io, per la nostra capacità di essere affettuosi, di essere aperti. Ci distinguiamo dai lombardi, i veneti peraltro hanno noi abbiamo una certa identità molto forte. Non ne capisco la contrapposizione, che purtroppo sta diventando un fatto politico più che culturale, legata invece alla nostra tradizione di una terra, un popolo, una tradizione culturale che è, ricordo, romana, cristiana e italiana. Quella per la quale il terzo logo riconosciuto nel mondo dopo, ahimè, Coca-Cola e Visa è per fortuna il Made in Italy, è quello che ci permette oggi, per guardare al futuro, di dare un senso al nostro lavoro, alle nostre straordinarie produzioni che sono le scarpe, che è il tessile, che sono gli occhiali, che è la vita di qualità, che è il bel buon vivere, che fa parlare di stile italiano, non di stile veneto, nel mondo, e che non è solo lingua, è tradizione, è cultura, è messaggio, è fascino, è la bellezza, per cui non si può contestare che Canova, pur, voglio dire, assolutamente veneto e veneziano, sia conosciuto nel mondo come un grandissimo esempio di cultura italiana. Ma non esisteva l'Italia al tempo di Canova. Ma io ti sto dicendo che cos'è oggi, vabbè, perché se noi, non è facile, se noi guardiamo solo con il torcicollo guardando indietro, non ci rendiamo conto che la nostra opportunità di giocarci l'identità come elemento distintivo è quello che fa di noi una grande nazione che può guardare al domani, soprattutto a un grande futuro, ma che non può avere il torcicollo guardando indietro e prendendo qualche affermazione dialettica. Poi voglio rispondere a una cosa. Sì, Davide Guiotto freme sulla poltrona, ma lo facciamo un attimo sbollentare, andiamo con un po' di pubblicità. A fra pochissimo.
Eccoci di nuovo in studio. Allora c'era Davide Guiotto che stava scalpitando sulla sedia quando ho sentito parlare, mi pare, di Made in Italy. No, sulla contrapposizione. Perché la contrapposizione fra veneto e italiano nasce nel momento in cui all'italiano viene riconosciuta la dignità di essere insegnata nelle scuole, di essere la lingua di mass media, la lingua della comunicazione, e al veneto viene relegata marginalmente, viene relegata come lingua marginale in un angolo tenuto ben distante dalle scuole, dei mass media. Riscattati. Allora, quando vengo qua in 3 e i registi qua presenti lo sa, parlo sempre in Siccome veneto, ci guardano quindi anche in Friuli, è meglio tornare però all'italiano. non vi Allora c'è problema. una ragione commerciale, parlami in italiano. No, di comprensione. Mi veniva più spontaneo parlare la mia prima lingua. Comunque non è questo il problema. Il problema è che la contrapposizione esiste nella nostra società realmente, oltre poi esserci una contrapposizione politica, perché purtroppo a volte, come diceva giustamente Gualtiero Bertelli, chi sostiene il Veneto politicamente viene etichettato, ed è un orrore colossale, perché è patrimonio di tutti noi, da destra a sinistra, perché la politica non c'entra su sto piano. Questo ci collega proprio alla prossima domanda. Francesco, giusto? Sì, eccomi qua. Dunque, qualche tempo fa in Commissione Cultura della Regione Veneto è stata bocciata la legge che permetteva al Veneto di assurgere a lingua vera e propria, per cui accedere ai finanziamenti che le avrebbe permesso di essere insegnata a scuola. E questo purtroppo è diventato un motivo di scontro politico. A me piacerebbe vedere una volta tanto le forze venete unite per portare avanti questo discorso nel senso della cultura e dell'identità veneta. Abbiamo anche un assessorato in Regione del Veneto sull'identità veneta. Da quello che stiamo vedendo, che finanziamo, abbiamo anche, diverso. peraltro in un momento di bilancio così delicato e drammatico, cioè ve lo dico da assessore all'istruzione, dove io sono stata costretta a tagliare gran parte dei finanziamenti per gli insegnanti di sostegno, per l'alfabetizzazione dei ragazzini extracomunitari in particolare. L'identità veneta, cioè il mio collega, ha 1,5 milioni di euro quando io ho 0, cioè no, non accetto la cosa. No, mi risulta metà come cifra stanziata, però al di là di quello il discorso è un altro. Quindi sull'identità veneta non nel abbiamo... 2007, per chiarire anche un po' questo quadro che è un po' nebuloso, nel 2007 è stata riconosciuta dal Consiglio regionale, quindi dalla Regione, la lingua veneta in maniera trasversale, quindi da destra a sinistra. Di recente, su proposta di un assessore, mi pare Foggiato, è stato chiesto che la Regione del Veneto, è stato chiesto che il Veneto, è stato chiesto al Parlamento italiano di riconoscere il Veneto e tutelarlo fra le 12 lingue famose che sono state tutelate. Purtroppo il Veneto ancora non è riconosciuto da Roma, e questo era l'invito. In commissione, per motivi politici, perché lo sappiamo, perché in quel periodo tra PDL e Lega non si vedeva ben di buon occhio, e anche per l'astensione appunto del PDL, questa proposta è stata bocciata. E questo è stato allora un danno incredibile. Ci chiediamo, questa difesa oggi della cultura, in questo caso Veneto, ma delle culture regionali, quanto appunto dipende dalla politica del momento e quanto davvero è difesa della nostra cultura? Allora, secondo me la politica deve recepire quanto emerge dal territorio, a prescindere che sia cultura o che siano altre esigenze sociali. In questo momento sta emergendo dal territorio, non solo dalla nostra associazione ma da tantissime altre realtà, una richiesta forte di valorizzare quello che è Veneto, il patrimonio linguistico-culturale veneto, con tutta la serie di azioni che vanno dalle scuole ai mass media e a quant'altro. In altre realtà questa cosa è già vera, la Catalogna è emblematicamente l'esempio più bello che esiste in Europa, che da 30 anni insegnano il catalano nelle scuole. Ahimè, a noi questo diritto è negato. Penso che i veneti in questo momento sentano fortemente la necessità di riappropriarsi di una propria identità, perché sappiamo bene che in un momento di sfide anche economiche come questo, riappropriarsi di una cultura e di un'identità ci rafforza anche e ci fa vivere le sfide anche economiche e sociali con una marcia in più. Se perdiamo la nostra identità ci indeboliamo anche culturalmente, politicamente, economicamente, perché è tutto collegato. Allora ragazzi, votate e proseguiamo dunque con l'ultima domanda, che è di Federica. Buonasera. Volevo sapere, a vostro avviso, le lingue locali sono destinate a scomparire oppure ad entrare a far parte della nostra tradizione? Assessore. No, guai, se scomparissero sarebbe una perdita di valore straordinario, proprio perché io credo che la persona, quindi non l'individuo, la persona, così come ci insegna la nostra cultura cristiana, vive di legami. I legami sono quelli affettivi con la propria famiglia, sono quelli del proprio territorio, sono quelli della propria storia, che è la propria storia di famiglia, è quello che ti porti addosso con un tuo cognome. Io ne vado particolarmente orgogliosa, credo che sia
Sono più orgogliosa del mio cognome che non del mio nome. Il mio nome è replicabile, il mio cognome no, è segno delle generazioni che sono venute prima di me, per le quali, ed è questo senso della tradizione, tu devi trasferire qualche cosa. Quindi io mi auguro che tutti i nostri affetti, e per me ci sta anche il linguaggio del cuore, il linguaggio della famiglia, non vadano mai persi. Dopodiché io vorrei vedere noi veneti un pochino più orgogliosi dei grandi veneti che hanno fatto grande l'Italia. Penso a Ippolito Nievo, uno dei 154 garibaldini che partirono con la spedizione dei 1000, quindi su 1154 veneti non è mica poco. 33 vicentini, abbiamo anche un primato della mia provincia. Ma penso a Fogazzaro, padre della letteratura italiana, che poco studiamo nelle nostre scuole. Allora, insieme alla conoscenza sicuramente più approfondita della storia della Serenissima, perché non può essere derubricata a una paginetta, no? La storia di una delle... Quindi si impegna a portare nelle scuole? Ho già fatto. Come assessore? Non si vede però, non si vede. Non sono ancora così potente, Guiotto, tu però confida che sono una tosta. Lei è assessore all'istruzione regionale? Vengo accusata, Guiotto, di fare invasione di campo nelle scuole. Ma quindi faccia queste cose! A gamba tesa. Una delle 4 Repubbliche Mariane, più la quinta che nessuno Perché ricorda, che è Ragusa la Bella, non Dubrovnik. Ragusa la Bella. Perché non fa invasione per il Veneto? Con il Leone di San Marco, stai calmo, tranquillo. Ma lo faremo perché io credo che l'identità sia la ragione per cui tu ti trovi di appartenere e capisci che c'è un orizzonte comune. Se tu non hai un senso di appartenenza, non riesci a capire perché sacrifici, perché devi rispettare delle regole, perché devi comportarti in un certo modo, perché devi amare il tuo territorio, perché devi amare la tua gente, perché devi avere un ordine di priorità. Questo è il senso di appartenenza, perché se valesse solo come dato egoistico, ed ecco perché guai a mettere in contrapposizione il dialetto con la lingua italiana. Facendo lei però, perché no, in ogni risposta caro Donazzan sta parlando di Veneto e poi passa all'italiano quasi per giustificarlo. No, io invece credo che sia un elemento di continuità. Ma Davide, allora come mantenere il dialetto, la lingua regionale? E la domanda, mi rilaccio anche alla domanda. Appunto non dava buone previsioni, no? Allora, sicuramente l'insegnamento e la trasmissione orale, ma c'è anche un discorso psicologico da affrontare, cioè si deve dare a Cesare quello che è di Cesare, nel senso, al Veneto deve essere data la valorizzazione e la tutela che merita. In questo momento ci vergogniamo ancora troppo di parlare il Veneto e purtroppo ci vergogniamo, come abbiamo detto, di trasmetterlo alle nuove generazioni. Facendo così, non insegnandola, italianizzando il Veneto continuamente, perché dalla televisione, dai contatti che abbiamo costantemente, si sta sempre più impoverendo di termini la parlata veneta, l'unesco ha ragione nel dire che entro fine secolo il Veneto sarà una lingua estinta. E quando si estingue una lingua, oltre a perderne tutta l'umanità, scompare anche il popolo che la parla e sinceramente, come Veneto, voglio continuare a esistere. Quindi la insegniamo in famiglia? In famiglia, ma nelle scuole cominciamo. Ma nelle scuole non ha neanche i soldi per i mediatori? Nelle scuole, voglio che parlino italiano con una docente italiana. Questione di volontà, nelle scuole si trova spazio per fare anche un po' di Veneto, non è un problema. Allora, continuiamo la nostra discussione nella prossima parte, adesso un po' di pubblicità. Ultima parte della nostra trasmissione e io vorrei tornare un po' all'inizio. Abbiamo visto nella scheda appunto di inizio trasmissione i famosissimi spot della RAI, tanto contestati anche, tant'è che mi pare non si vedano più. Volevo un'opinione da parte dei miei ospiti. Assessore Donazzan, lei che ne dice? Erano bellissimi, io l'ho trovata una brutta cosa quella di toglierli, perché intanto c'erano tutti i dialetti d'Italia ed era anche simpatico, c'erano gag simpatiche, dava anche la dimensione di poi avere una televisione nazionale, che sicuramente tutti vorremmo migliore di quello che è, ma era molto carino il sentire questi dialetti, queste inflessioni. A me è spiaciuto le abbiano tolte. Ecco, Davide Guiotto, lei che ne ha pensato di questi spot? Ma io ho seguito il dibattito fin dall'inizio, poi c'è stato un tantam anche in internet, a dimostrazione anche dell'affetto verso il Veneto, verso altre lingue minoritarie italiane che hanno avuto molto sostegno da parte della gente comune. Io penso che è il momento di non deridere più di quello che siamo, di come parliamo, della storia che abbiamo avuto. Meritiamo rispetto, meritiamo che la nostra lingua venga valorizzata, come abbiamo detto abbondantemente questa sera, e vale la pena cominciare a guardare di più a noi veneti con un atteggiamento più positivo, più costruttivo, per guardare in avanti. Quindi dobbiamo chi l'ha visto negativamente, l'ha visto appunto come un po' una presa in giro dei nostri dialetti? Lo spot mostrava la parlata locale derisa quasi, o comunque con un atteggiamento
che andava quasi ad accusarla di non essere comprensibile. Dobbiamo anche abbattere questo discorso, insomma, non è che chi parla veneto lo Io fa... potrei dire, non so se io il friulano proprio potrei capirlo. Potrebbe impararlo però. Ah, questo sì è un altro discorso. Il piemontese, che io capisco perché la mia mamma è di Cuneo. Lei mi accusa sempre di essere troppo veneta e di non riconoscere anche quella sua parte, ma d'altra parte, essendo io nata e cresciuta qui, è evidente, anche con un cognome piuttosto evidente, no? 2Z, anche se in Veneto mi mettono l'S e l'N finale. Comunque però... è emblematico che la RAI abbia ritirato questo spot perché vuol dire che dietro c'è stata una pressione popolare molto importante. O politica, torniamo sempre lì. Politica entrambe. e anche direi, secondo me, proprio di un complesso di inferiorità che è brutto. Perché? E che non dovremmo avere, no? Su questo credo siamo tutti d'accordo. Non ci stiamo più a questo complesso di inferiorità, per questo c'è stata la reazione popolare. Un po', il complesso di inferiorità ti rende triste, Guiotto. Non c'è più questo complesso di inferiorità. Signor Zecchino, ci salvi lei. Guardi, io li voterei tutti e due, Se Sì. si vota, ci sono le elezioni, perché io li voto tutti, sono bravissimi, Vero? Però nessuno è bravo come lei, ma sì, che la parla, è carino. incredibile. Comunque, veniamo a noi, lei è qui per la nostra rassegna. Sto imparando tutto su sto internet, è incredibile, mi sto esercitando. Beh, dai, non è difficile il mondo Insomma, io internet. ci sto 10 ore al giorno qua su sto internet. Così tanto? Ma è pazzo? Infatti ho paura un po' che mi si rovini la vista, Ma forse un pochino. Io ci tengo i miei occhi buoni, buonissimi. Comunque con questo giretto che mi sono fatto ho scoperto i dialetti, delle cose bellissime. Bellissimo. Tipo che nel Veneto ci sono dei detti dove io ho capito che le donne più belle sono qua, sono in Veneto. Ma davvero? Sì, lei consideri che il resto d'Italia c'è lo strabismo di Venere. In Veneto c'è lo strabismo di Venere, del sabato, di domenica. Vabbè, Sì, andiamo bella, avanti, signor Zecchino. non è piaciuta su, questa? forza. Guardi, ho trovato questo sito, vediamo se la ritiro su un pochettino, che è una roba incredibile. Tipo, ho scoperto che ci sono dei siti internet, tutti sui dialetti, tutto sulla cultura locale. Bellissimo, Bellissimo. Bellissimo. Tipo, le do dei numeri, ci sono 2.200.000 pagine di siti in siciliano dedicati al dialetto siciliano. Ma pensa un po'. Incredibile. Ci sono 2 milioni per quelle dedicate al Veneto, 1.600.000 per il dialetto calabrese. Vede un po' di Eccoci roba. qua. Calabrese è un po' difficile perché è tutto, diciamo che va bene per quelli che c'hanno un po' l'asma, è tutto aspirato. Difficile, Tutto Che aspirato. dice 2 milioni, Davide, è un buon numero. Di che? Dei parlanti veneti? No, o di pagine web? di pagine. Sì, sono anche in crescita. Sono anche in sa tutto questo qua. È incredibile. esperto. Poi ci sono dei siti che fanno delle parodie, difficile sta parola, già. Parodie, cioè praticamente pigliano una roba famosa e ci mettono sopra la roba in dialetto, no? Ah, forse ho capito di cosa sta parlando. Sono, non so, tipo Rambo in piemontese, quella roba. Io ne ho fatto una selezione, guarda, c'è un video bellissimo. Secondo me questi sono i ragazzi di Dollywood. Ma guarda, Sentiamo. io non lo so, Sai da dove che sei porto tolle? No, se per caso visti Scardovari? Sì, se proprio dove chi semina è verde. È una vita che lavoro con è verde. La famiglia mia ha 50 anni che era ancora verde. Nel Polesine non che se lavoro, che Mottera e Nebbia. Questo era un bel esempio, no? Questa Vero? Forrest Gump, bellissimo. La versione originale. Ha visto? Che sta roba del dialetto usata è incredibile. Sì. Si è accorta anche in televisione. Sono riusciti a doppiare quello lì con i capelli rossi in meridionale, Biscardi. Lo doppiano, Infatti non si capisce niente quando parla. Non è doppiato bene, dici. Assolutamente, devo migliorare, sono più bravi i ragazzi. Poi ci sono i sardi c'era su questo dialetto, Sì. Per loro è lingua addirittura. Dappertutto questo sardo, è sardo qui, è sardo là, e mangiano sarde. Allora praticamente hanno fatto alla fine una roba che chiedono che tutto si trasformi in sardo. Tipo i Facebook, quella roba lì, no? Tutto quanto in sardo. Brava, che brava che è a dire robe. Anche i telefonini, voglio anche il T9 in sardo. Che non ho mica capito io cos'è sto T9, sarà una battaglia navale, T9. Ma lei, scusi, il cellulare non lo usa, signor Zecchino? Sì, è per quello che ho pensato a battaglia navale, perché con compagnie telefoniche è sempre una guerra. C'ha ragione. Sarà una battaglia navale. Comunque andiamo avanti. Poi c'è un altro sito bellissimo, bellissimo, tipo l'enciclopedia. Sì? Si chiama Wikipedia. Sì, non lo conosceva. Pronunciato bene?
Forse è Wikipedia. Vabbè, comunque però... insomma, lo sta facendo in dialetto anche questo, Anche quello. Tutto in dialetto, praticamente c'è la versione in Veneto. Conosci il Veneto? Sì, C'è una versione in lingua veneta. Su Wikipedia non c'è Fogazzare, non c'è Nievo, di questo dovremmo arrabbiarci. È incredibile. Però c'è una versione in lingua veneta, positivo anche questo. Però cercarla domango io. Ringraziate al nuovo signore. E praticamente la cosa strana di sta roba qua, della roba in dialetto, è che se ci pensi è comodissimo avere un'enciclopedia a casa in dialetto senza che ti suoni il campanello in casa. Questo sì. Infatti, una fonte di disturbo in meno. Incredibile. Il giorno che riusciranno a mettere anche i testimoni di Geova su internet, finalmente dormo la mattina. Poi c'è infine sta roba di come si pronuncia? Dei social network. Troppo brava, non lo voglio ripetere, che praticamente anche qua sono sempre più locali. Ci sono i social network, non so se c'è il contributo anche di questo. Arriva. Ecco qua. Ecco. Ho detto bene, contributo? Certo, sto imparando. veramente. È praticamente le pagine in dialetto. L'unico problema è che qua le password, tipo la password milanese. Diventa difficile. Allora, entri dentro, no? La password siciliana che vuole questo, così? L'unico problema è la password napoletana. L'ho messa è la dentro. più difficile. L'ho messa dentro, mi sono girata un bicchiere d'acqua, l'aveva rubata. Non c'era più. Non c'era più. L'ha rubata, adesso l'unica roba, devo andare a cercare, so anche senza voce, il più vicino di casa, che è Veneto Storico, dice che l'ha rubata il salumiere, che è napoletano anche lui. Dice che quello lì ruba, si sta arricchendo. Ah sì? Dice, guarda mi guarda che arricchisco la terra, e guarda là si arricchisce il terrone. Così mi dice. E con questa, Carlo Zecchino, forse è il caso che si accomodi. Io me ne vado. Allora, prima di svelare chi è stato il vincitore di questa puntata dedicata alle lingue regionali o ai dialetti o come li vogliamo definire, io lascerei qualche secondo ai miei ospiti per una ringa finale. Aggraziatevi il pubblico. Io posso lasciarvi con una canzone che non sarà l'inno d'Italia, ma invece il Va Pensiero, scritto dal patriotta Verdi, che peraltro durante i moti del 48 veniva scritto su tutti i muri Viva Verdi, che era poi Viva Vittorio Emanuele, re d'Italia. Il Va Pensiero è uno dei più grandi cori della nostra musica lirica, che è italianissima, tanto che ha una specificità riconosciuta nel mondo proprio come caratteristica italiana. Il Va Pensiero è stato cantato dagli italianissimi di Pola quando furono costretti a lasciare quella terra perché italiani, e cantandola nell'arena di Pola, simbolo di romanità e simbolo poi della loro identità, la lasciarono cantando. È il più grande coro di nostalgia, di amore per la patria che ci sia mai stato. A me spiace quando viene utilizzato politicamente, perché il Va Pensiero secondo me è un grandissimo inno italiano. E dal Va Pensiero, Davide Guiotto, lei come si aggrazia al nostro pubblico? Ma è anche un auspicio il mio, che da parte di noi giovani possa emergere questo riscatto, questa forma di amor proprio che rinasce grazie a noi, grazie a persone che comunque hanno studiato, hanno una cultura, grazie a persone che hanno capito che è il momento di togliere quel Veneto dall'angolo impolverato dove purtroppo è stato relegato e usarlo insieme alla nostra storia, insieme alla nostra cultura, insieme alla nostra identità, in senso lato, come valore positivo per il futuro. Se questo valore, che è la nostra lingua, riuscirà a essere trasversale, riusciremo a farlo passare come concetto, come valore positivo, al di là delle divisioni politiche, ma come valore aggregante di tutta la nostra società, potremo pensare a un Veneto diverso, un Veneto nuovo. Io penso che i veneti possono ancora costruire una società nuova per loro, una società che anche con queste basi li veda più protagonisti. Bene, con questo allora andiamo a vedere chi ha vinto la puntata di questa sera. Davide Guiotto con il 76% dei voti. Allora, Assessore Donazzana, c'è tutta una settimana per continuare a discutere, continuare a votare, per cui collegatevi al nostro sito new-tv.it. La puntata termina qui, io ringrazio i miei ospiti, ringrazio naturalmente i veri protagonisti delle nostre puntate, che sono i ragazzi in studio, e vi rimando quindi alla prossima settimana, parleremo di fede. A tutti voi una buona serata, arrivederci.